Cosa ne pensa di questa nuova edizione di Udine Design Week? Beh, insomma, è la seconda, no? Sì. Quindi siamo ancora piccolini, ma questo è molto importante, far vivere la città. Il design è un tema che pervade la società, è tutta e dovunque, quindi insomma anche a Udine è giusto che ci sia qualcuno che una settimana all'anno ci pensa. Il design è dentro tutte le azioni di creazione e di realizzazione industriale quando c'è un progetto, quindi è vicino, vicinissimo a tutti, in ogni contesto, in ogni situazione, quindi dobbiamo conoscerlo un po' di più, dobbiamo sapere che cos'è, che temi tocca e capire anche perché un oggetto che ha dietro un progetto, un pensiero, ha una storia molto più interessante di un prodotto mass production che magari è solo la copia di qualcosa che ha una funzione. Il design è inventarsi anche funzioni nuove, esaudire bisogni nuovi. Il fatto di coinvolgere un po' le scuole, un po' gli studenti, le persone che si occupano degli argomenti e anche andando un po' nella città, quindi dentro i negozi, dentro le strutture frequentate da inconsapevoli passanti. Ecco, questo è forse ancora più interessante perché mette qualcuno davanti a una domanda, ma questo chiedersi è sempre bene. Mi piace molto l'idea di andare a recuperare donne design sul territorio friulano perché effettivamente alcune realtà storiche e alcune realtà contemporanee sono abbastanza sconosciute ai grandi circuiti del design ed è molto interessante perché il design può essere un ottimo veicolo di ridisegno del territorio. Ci sono un sacco di iniziative in giro anche nel mondo in cui è dimostrato che il design ha veramente avuto un ruolo incredibile nel ridisegno, nella riqualificazione del territorio. Mi piace molto il tema anche che ruota in parte intorno al design al femminile, il design delle donne, non perché creda che ci sia una specificità del progetto fatto dalle donne rispetto a quello fatto dagli uomini, ma perché permette di fare luce su una serie di figure femminili che sono molto nell'ombra. Ci sono poche designer donne famose rispetto ai designer uomini e tantissime sconosciute che lavorano all'interno delle aziende su temi che sono sempre stati ritenuti di pertinenza maschile, come l'automobile. Ha senso secondo me portare eventi del genere, creare eventi del genere in varie città perché si fa conoscere ambienti diversi che magari in città non si sentono tutto l'anno e soprattutto crescendo questi eventi possono anche far crescere la città e renderla importanti. Beh, è molto interessante, è giusto, perché Udine ha diritto ad essere pubblicizzato in questo modo e a essere presente in questa realtà. Cosa ne pensa di questa edizione di Udine Design Week? Beh, è un'opportunità per la città, un'opportunità per Udine. Le nostre aziende vanno sempre magari a Milano in contesti internazionali, ma non hanno l'occasione poi di esprimersi sul nostro territorio. Sono stata invitata da Beatrice Macor, io vengo da Venezia, lavoro il vetro, ho partecipato nel 2016 alla Venice Design Week. Per Udine è una città satellite un po' di Venezia, è bello che ci sia una settimana anche qui dedicata al design. Abbiamo progettato un aperitivo sospeso che si chiama Vertical. Siamo entrati in questo spazio la prima volta e ci ha ispirato e abbiamo subito immaginato questa pioggia di cibo che scendesse dall'alto e quindi ciascuno può tagliare con le forbici il proprio filo e crearsi il suo aperitivo appeso. Forse sarebbe dovuto arrivare già da tempo, gran parte del Made in Italy accade proprio qui ed è una cosa di cui dobbiamo essere fieri e renderci in qualche modo anche ambasciatori del design nel mondo, ma anche in Italia. Carraro Ciabaric, mosaico contemporaneo, ospita proprio la mostra di Simone Bonanni, che è un designer con cui abbiamo potuto collaborare per questa collezione, il Mosaic Centerpiece, che lui ha disegnato.
We are a Loop design team from Ljubljana, and we are presenting our project Connections. It's a carpet in progress. The carpet was already in many cities around Europe, so a lot of people contribute to the whole process and project. Sul tappeto ci sono diversi fili di diversi colori, quindi diverse persone che l'hanno di sicuro fatto, con storie, passati diversi, tutti intrecciati in un unico tappeto. È bello da pensare. Si sente un'aria di festa, dovrebbe essere fatto più spesso. Spero che diventi sempre più importante, più grande, perché merita tutto, tutte le cose più belle. Sono molto contenta perché dopo la preview dell'anno scorso, quest'anno si sta rivelando una grandissima manifestazione. Quindi direi che siamo sulla giusta strada, insomma, anche per promuovere un pochino il design nella nostra città. La Design Week penso sia una bellissima esperienza. Credo sia davvero importante che Udine si metta al passo con i tempi. Per noi studenti credo sia un'ottima opportunità poter lavorare a questi progetti, in quanto altrimenti rimaniamo chiusi all'interno delle mura scolastiche e non abbiamo la possibilità di confrontarci col mondo esterno. Il momento che è un po' tutto l'indotto del design della regione possa avere voce al riguardo. Cosa ne pensi di Udine Design Week? Senz'altro è una splendida iniziativa che coinvolge diversi attori, che mette in relazione più persone, che fa conoscere diverse strutture sia pubbliche che private e che dà la possibilità di far vivere la città, di far vivere le persone, di far vivere le scuole, gli studenti. Un progetto che è stato realizzato secondo me in maniera eccellente. Crea movimento e molto interesse assolutamente nel centro, nel cuore di Udine, e sicuramente sono delle iniziative da promuovere e sicuramente da riorganizzare. Questa iniziativa delle vetrine curate dai ragazzi del Sello dà sicuramente prestigio alla città, e sia per i cittadini di Udine che per i turisti, e troveranno questa sorpresa camminando per le vie della città. What about this walking in Udine today? It's been fascinating to, first of all, to see to Udine as a city, but then think about a city through the shop windows. Because this is the first time I'm seeing Udine, and the one thing I'm concentrating is shop windows. And it has been very, very interesting. Per me il design è il profilo estetico di un oggetto. Questo qua è il nostro progetto, è nato all'interno del nostro istituto. Allora, il design di questa bicicletta è sicuramente incentrato sul nodo. Secondo me il design del futuro andrà incontro a cambiamenti radicali. Siamo al Malignani e per collegarci a Design Week abbiamo organizzato questa iniziativa dove ogni sezione ha presentato degli oggetti significativi per forma, per funzione, per significato, per dare l'immagine di quello che è il design all'interno di un istituto tecnico. Che rapporto c'è tra informatica e design? Esiste un design dell'informatica, inteso come progettazione del software, delle interfacce, e d'altra parte esistono strumenti informatici per fare il design, per la progettazione, insomma c'è un mondo.
Questo per lei è design? Sì, questo è un oggetto di design, perché se noi lo apriamo e vediamo come è fatto, in tutte le sue parti non è tagliente, è un tagliacarte e quindi io lo posso prendere da qualsiasi parte. Cos'è per te il design? Il design per me è un modo per poter raccontare una storia. Un ringraziamento speciale a Anna Lombardi che mi sente cara e pa comunque cal. Comunque il design non ha niente fa con l'arte, a parte di una parte dall'arte, ben si intende. Non sta a pensare che il design è arte applicata, se non che tu in radio come me tu dici ne monade. E il design alle fa un oggetto funzionale, ma che se di specifiche, che se di replicabile, sono ridotto che se di doprabile, ma che se di anche biel. Questa è la differenza con l'arte, è il fatto che non tu sei solo desris, ma tu sei dentro, te popolazione è un'arte quasi pop. A condizione che sei di doprabile, quindi tu va via del Manignani, magari c'è che ti hanno presentato i studenti, se tu vai in torpe svitrini scendeatris dal sello che sono in grado di spiegati, dimostrati, di creare connessioni, perché il design al crea connessioni fra diversi team e fra le popolazioni a cui che si rivolge l'oggetto di arte, perché il design le fa un oggetto semplice ma con gran cura, con grande passione, con interazione di team, alle che scovio dei naudi in design, fa la proprietà in tutti insieme come un Rhine.